dai pali. La Torre, è passato bene il numero 9 che calcia. Primo intervento da parte di Posca, sta sul suo sinistro, poi dalle parti di Muro, ancora Argibay, non calcia, in buca da Di Maria, ottima l'uscita da parte di Posca, poi Foglia a far correre Di Benedetto, spazio per il 7, c'è equilibrio però fino ad ora 0-0. Muro con spazio su Di Benedetto, finta, doppia finta, poi rientra con la sua lata, la lascia di piede Argibay, traversa piena Mendola, la Barbera, Muro, per lui a puntare, gira ancora la Barbera che ha spazio per andare forte dalle parti di Posca, di Liberto, ancora Lupo, verticale il pallone, occhio alla grande riconquista da parte di Mendola e poi puntata da parte di Muro. Argibay rientra sul sinistro, appoggia da Di Maria che esagera nel tocco e nel dribbling da ultimo uomo, esce di Liberto, Foglia dentro da Di Benedetto che sbaglia il colpo di testa praticamente sulla linea a porta sguarnita, facile. Di Maria, Muro a puntare Gambuzza, rientra sul destro, praticamente triplicato il numero 8 Di Benedetto. Posca lungo sul pressing di La Torre, occhio che recupera Di Maria, appoggia dalla Torre, la sblocca il Mistral su un errore in uscita da parte dell'arcobaleno Ispica, segna il numero 9 e sblocca la partita in un momento importantissimo quando mancano 3 alla fine del primo tempo. In panchina a rientrare quando possibile, La Torre ancora a pressare, Foglia se la cava, Di Benedetto a girare da Lupo, a rimorchio da Gambuzza e arriva il pareggio dell'arcobaleno Ispica. 1-1, cercavano proprio questo gli ospiti col quinto uomo. Stanno trovando fino a questo momento né Muro né Argibay lo spazio per andare a calciare, qui lo trova Di Benedetto e Di Liberto risponde bene, occhio al Mistral che si è spaventato e può ripartire ancora con Muro, allargata la Barbera, finta 2 volte, era stato bravissimo con la sua lata. Modica cerca il lancio lungo, Di Maria a recuperare Muro, mette dentro La Torre, fa la sponda per la Barbera, sempre a liberare Gambuzza, occhio che Di Liberto vuole fare ripartire subito La Torre, è uscito Posca, La Torre mette il corpo, porta vuota, bene Di Liberto a far ripartire subito il contropiede e il numero 9 fa doppietta, 2-1 Mistral. A riprendere La Torre, a ripartire, la porta è vuota, nessuno calcia, Mistral in gestione, pressing altissima parte dei rossi, la Barbera mette il corpo sul Lupo, la Barbera con il portiere assente punisce e fa 3-1 con Modica fra i pali. Di Maria, spazio per Mendola per punire e ancora una volta Posca, occhio alla Torre che è tutto solo destro, lo spalto, pallone verso Lupo, si appoggia ancora dal suo capitano, dentro il pallone è bello per Gambuzza, arriva ancora Di Benedetto, la condiscono benissimo gli ospiti, fa gol Di Benedetto, 3-2, occhio che suo tabellino anche un assist, occhio intanto a Muro che riparte, poi a recuperare 2 contro 1 contro Di Maria, appoggia da Lupo sulla lata destro e palo pieno, si salva il Mistral, la toccata di Liberto dove non è stato proprio perfetto, qui Di Maria con spazio per chiuderla, non riesce però a mettere il punto esclamativo sul match numero 12. Muro a calciare, va destro, preso in pieno l'estremo difensore dell'arcobaleno Ispica, di chiusura, poi Lupo andarsene a riprendere, 18 secondi, poi a allargare Gambuzza verso Modica, Di Maria che chiusura, poi Modica dentro, l'idea era perfetta, uno spavento folle per mister Cappello, 12 secondi, non ce la fa più, hanno dato tutto gli uomini in campo, soprattutto quelli del Mistral, e termina qui vittoria per i padroni di casa.